Campanella o allarme? È iniziata la scuola in Veneto per 472.000 ragazzi e bambini e la campanella, più che scandire l'inizio delle lezioni, sembra segnalare una serie di problemi pronti a scattare. Gli scioperi già da mercoledì, quando gli insegnanti dei Cobas si asterranno dal lavoro, le agitazioni che i lavoratori della scuola di CGIL, CISL e UIL stanno progettando nelle sedi nazionali e regionali. Pronti alla mobilitazione anche gli studenti che durante le prime ore di questo nuovo anno scolastico hanno volantinato fuori dagli istituti superiori di tutta la regione per raccogliere le loro richieste al governo. C'è una richiesta di didattica innovativa, di nuovi metodi di insegnamento, c'è una richiesta di più spazi perché gli spazi sono sempre pochi, c'è una richiesta di avere le scuole aperte al pomeriggio per poter fare attività da parte degli studenti e senza i professori o comunque attività extra oltre all'orario scolastico. Noi siamo in 28, però ci sono classi che ne hanno di più, quindi si va un po' male. Che cosa vuol dire lavorare nella scuola di questi tempi? È deprimente, demotivante. Se non fosse per i ragazzi non sarebbe così, come dire, non ci darebbe l'entusiasmo di ricominciare, per quello che noi poi riceviamo poi dal governo e da tutte le istituzioni. In tema di carenza degli spazi, stamattina a Venezia clamorosa protesta di studenti e insegnanti di 3 classi dell'Istituto Algarotti del centro storico, che hanno portato cattedra e banchi in fondamenta e tenuto lì la lezione con l'autorizzazione di preside e genitori. Su questa insolita mattinata di scuola è guerra dichiarata in giornata tra la provincia di Venezia, proprietaria dell'immobile dell'Algarotti, che si è detta pronta ad adire le vie legali contro la preside Marina Perini e contro il dirigente di un altro istituto superiore del centro, il Benedetti Tommaseo, dove anche qui si è fatta lezione in strada. La presidente Zaccariotto ha detto che dopo aver concordato durante l'estate soluzioni provvisorie ma dignitose per studenti e insegnanti con i dirigenti delle 2 scuole superiori, ora tutelerà legalmente l'immagine dell'ente. In tutto questo una buona notizia, un SMS contro bullismo e spaccio a scuola. Lo ha promosso il ministro dell'Interno Angelino Alfano, garantendo l'anonimato agli studenti che segnaleranno crimini tra le mura scolastiche. Il numero da chiamare però verrà reso noto tra un mese.